Io ovviamente l'idea di terminare questa mattinata con il ruolo dello psicologo ha un senso nella prospettiva in cui si chiude il cerchio che dal 1978 ci porta al 2018. Io ho sempre l'impressione che quando come ordine facciamo questo tipo di eventi che vanno abbastanza al di là della pratica professionale quotidiana dei professionisti, c'è sempre il rischio che il significato non venga capito molto facilmente, oppure che si percepiscano queste cose come distanti dalla pratica professionale, diciamo dall'interesse del professionista. Salvo il fatto che poi la consapevolezza di sé come individui che praticano e hanno una professionalità e una professione e come comunità professionale è quello che fa completamente la differenza. I medici, per non andare distanti, è vero che hanno qualche migliaio di anni di storia più o meno codificata, ma hanno benissimo idea del loro ruolo e di quello che fanno nell'ambito sanitario e sono molto attenti alla evoluzione. Noi dobbiamo essere altrettanto attenti a quei meta aspetti della professione che esulano dalla pratica quotidiana, ma che ci danno una ragione di essere. Io sono sicuro che chiunque di noi alla domanda qual è la caratteristica fondamentale della psicologia risponde più o meno stancamente, perché poi non è che ci si rifletta sempre, ma la centralità della persona. Siamo d'accordo su questo? Più o meno. Rispetto ad altre scienze e ad altre professioni sanitarie, generalmente la risposta magica è centralità della persona. Fin qua ci siamo. Ok, una domanda, un interlocutore un po' più incuriosito o un pochino più arguto direbbe: ok, ma sta centralità della persona, nello specifico, come si realizza? Che è? Cosa vuol dire la centralità? Ok, bello, ma che cosa vuol dire la centralità della persona? Noi dobbiamo saper rispondere con non soltanto l'idea del dialogo, del colloquio, cioè, la legge Basaglia è centralità della persona, perché abbiamo una persona che viene vista in primis come essere umano e in secundis come potenziale pericolo per se stesso, la società e gli altri. La legge Anselmi è centralità della persona, perché la persona ha il diritto che la sanità venga da lei, semplificando, piuttosto che doversi muovere perché al centro sta la sanità. Ok? La centralità è la persona o è l'ospedale? Al medico interessa meno che a noi forse, perché comunque poi la prestazione è quella, per cui segue la evoluzione culturale e normativa, ma la prestazione ce l'ha ben chiara. Noi, avendo meno strutturazione storica, e non entriamo nelle radici, sarebbe da discutere quanto dobbiamo affondare le radici della psicologia all'interno della filosofia, e allora avremo uno span temporale come professione che può andare da 150 anni a 3000 anni anche noi, ma credo che andremo un po' off topic e poi ci troveremo a discutere alle 5 di oggi pomeriggio senza aver ancora raggiunto chissà quale risultato. Dicevo, noi dobbiamo sapere da dove veniamo. Se noi non sappiamo la cultura, il senso, la ratio, quella che dicevo prima, la filosofia con cui si è andata a creare la professione psicologica negli anni, non possiamo sapere chi siamo e che cosa significhiamo adesso e non possiamo pianificare il domani. Siccome i tempi, non so se vi siete accorti, ma non sono semplicissimi, senza andare nelle qualunque tipo di considerazione di tipo sociale e culturale, quantomeno economico, è fondamentale avere una ragione di essere che si può proporre
agli altri, agli stakeholder, allo Stato, alla Regione, per poter battersi, per poterci battere per il riconoscimento della psicologia. E non lo facciamo solo, o anche direi fondamentalmente, per questioni economiche. È una ragione etica, una ragione morale. Se abbiamo scelto la professione di psicologo è perché noi crediamo che sia veramente una professionalità che può fare la differenza nella vita delle persone, ed è per questo che questa giornata ha il significato di una grande riflessione collettiva che quest'anno deve andare a fare l'imprinting, per utilizzare un termine nostro, alle politiche future, alla discussione futura, anche al modo in cui ciascuno di noi declina la propria professionalità nella quotidianità da oggi al futuro. Vediamo i miei piccoli appunti. Allora, il primo c'ho appunto una gigantesco: se non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo dove andiamo. Il significato l'ho ampiamente detto. Allora, oltre alle due leggi che abbiamo ampiamente visto, quindi su cui non tornerò, quelle del 78, abbiamo appunto la legge 3. Ora, la legge 3, ex DDL Lorenzin, che mette gli psicologi tra le professioni sanitarie. Credo sia anche una delle domande di ECM, tra l'altro. Questo è un vecchio trucco da docente universitario. Quando l'attenzione fa le domande all'esame, allora vedi tutta la classe che si alzano su come i lemuri, una cosa bellissima. Comunque, dicevo, la legge 3 mette lo psicologo dentro le professioni sanitarie. Io ho sentito molti psicologi preoccupati da questa cosa. Dice, oddio, l'idea che la gente aveva di noi, cioè delle specie di mini psichiatri senza i farmaci, sarà rinforzata dall'essere professione sanitaria. In realtà, la ratio, noi dobbiamo essere forti come comunità per non diventare schiavi di un concetto di sanità che i professionisti sanitari veri, storici, i medici, non hanno nemmeno più loro, ma per essere noi un elemento di novità all'interno del sistema sanitario. Mi spiego. L'idea che la gente comune, che non è molto esperta, ha della sanità è l'idea patologia, diagnosi, cura, possibilmente in un grande ospedale. Ok? Qual è il problema? È che nei professionisti sanitari, specialmente medici, questo è un paradigma medicale di fine Ottocento. Oggi, altra domanda ECM, la definizione dell'OMS di salute è pieno stato di benessere fisico, psicologico e sociale, ok? E allora è ovvio che questo stato di pieno benessere non può essere qualcosa che va a corrompersi, allora lo riporto a un livello utile per la sopravvivenza e vado avanti. La salute va avanti di giorno in giorno. La salute non è un bicchiere sempre pieno all'orlo finché si sta appunto in piedi e si va avanti, che può soltanto svuotarsi e allora va riempito. È un contenitore infinito che posso andare a riempire ogni giorno, per cui l'entrata della psicologia all'interno delle professioni sanitarie non significa che noi dobbiamo diventare nella testa dei medici di fine Ottocento che curano il male quando si presenta e diventa evidente. Dobbiamo portare la salute giorno dopo giorno alle persone. Noi ampliamo l'entrata della psicologia nelle professioni sanitarie, significa che lo Stato prende atto del fatto che le professioni sanitarie devono anche creare salute, devono agire anche nel positivo. Lo psicologo ha un range di attività che va dalla cura della patologia all'aumento della salute in condizioni di salute già esistente. Siamo noi che andiamo a cambiare il concetto di sanità e di professioni sanitarie entrando. Non dobbiamo essere cambiati dal diventare professione sanitaria, ma se questo noi non ce lo diciamo, se non è qualcosa che abbiamo come cultura condivisa, allora siamo fregati, perché siamo ognuno per sé deboli. Se creiamo una cultura professionale condivisa, allora sì che possiamo essere forti. E guardate, io vengo dal mondo della psicologia del lavoro, ma avessero detto anni fa che sarei stato contento di diventare professionista sanitario, non c'è.
Invece mi rendo conto che anche un'attività di psicologia del lavoro atta a migliorare le performance in un'azienda passa attraverso il benessere organizzativo, quindi la salute dei dipendenti. Io non sono un ingegnere che vado a migliorare i processi, io miglioro la volontà delle persone di lavorare, di darsi da fare, di condividere, di stare dove stanno, tramite la loro salute, per cui anche il miglioramento delle performance aziendali da parte di uno psicologo è una prestazione di salute. Ma anch'io avevo il concetto di salute, patologia, diagnosi, cura. Me ne sono liberato con fatica, nel senso che ci ho dovuto pensare, ma sono arrivato a quest'idea di salute diffusa. Qui abbiamo una tradizione che abbiamo ampiamente visto e che abbiamo anche sentito a livello di testimonianza. E questa tradizione ci permette di essere, se riusciamo a condividere questa cultura professionale tutti insieme, veramente degli apripista anche per il resto dell'Italia nella presenza della psicologia, proprio perché non possiamo soltanto essere gli esperti della patologia psicologica, dobbiamo immaginare l'azione di salute che va dal cittadino o che sta vicino al cittadino, così come l'aveva pensata Tina Anselmi, in diversissimi contesti: scuole, sanità, ovviamente, territorio, ma anche le aziende, lo sport, gli enti pubblici. La salute, lo psicologo può veramente, del 2018, con la legge 3, professionista sanitario, può diventare l'apripista di un concetto di salute diffusa. Diciamocelo, il nostro sistema sanitario funziona bene perché moltissimo costo, cioè, è vero, pesa l'8% del PIL. Quello degli Stati Uniti, modello privatistico assicurativo, il 17% del PIL, noi 8%, e siamo una delle migliori 2, a volte qualche anno 3, sanità pubbliche al mondo. Il fatto che noi siamo qua è perché lo Stato, il sistema sanitario, quell'altra 8% di PIL, un po' lo risparmia e un po' lo scarica anche sui professionisti. Diciamo che lo Stato chiede molto. Noi abbiamo, come psicologi, il percorso di accreditamento, abbiamo un sistema accreditatorio con gli ordini, piaccia o non piaccia, così è, e un percorso di studi lunghissimo. Quindi la persona s'accolla al costo dello studio e quando arriva a fare lo psicologo è formato più dei suoi colleghi in Europa. Se poi c'è la specializzazione che il sistema sanitario richiede, sono 10 anni di studio. Siamo quelli che studiano di più in Europa. Diciamocelo, è anche un modo dello Stato in qualche modo per risparmiare. Perché se lo Stato invece costruisse percorsi di formazione di altissimo livello a sue spese, facendo entrare professionisti più giovani, sarebbe tutto diverso. Ma in questo caso diciamo che così è. Noi dobbiamo essere fieri del fatto che con un po' di sforzo da parte di ciascun professionista, noi siamo considerati professionisti di eccellenza a livello europeo e mondiale. Noi psicologi, ma i nostri medici, i nostri professionisti sanitari sono riconosciuti nel mondo. Quando mi dicono è un ossimoro, cioè l'università italiana e il sistema della formazione in Italia non va bene, però esportiamo cervelli. Ragazzi, delle due l'una, cioè o la formazione è buona oppure esporteremmo esclusivamente pizzaioli. E non è questo il caso. Noi esportiamo professionisti, esportiamo scienziati. Noi abbiamo un livello di formazione e un livello di richieste da parte del sistema che è altissimo. Per questo facciamo andare avanti con una spesa inferiore rispetto agli altri paesi un sistema sanitario d'eccellenza. E il sistema sanitario è di eccellenza perché è vicino al cittadino. Noi oggi siamo la professione sanitaria che è più in condizione di andare vicina ai cittadini. E questo è il mandato sociale che dobbiamo portarci da una giornata come questa. L'ordine, la comunità professionale, gli stakeholder, tutti noi insieme, nel frattempo dobbiamo batterci per il rilancio del sistema universalistico. Io l'ho detto, è vero che ci accogliamo un po' di costo ciascuno,
ma è anche vero che il nostro sistema costa l'8% di PIL. Un sistema privato non è più efficiente e in compenso esclude. Si tratta di considerazioni da una parte economiche, ma dall'altra squisitamente politiche. Io popolo, non voglio che le cure siano per tutti, voto qualcuno che prima della campagna elettorale mi dice io voglio che le cure non siano per tutti e sia fatta la volontà del popolo, si chiama democrazia. Però ritengo che in questo momento, nel dibattito, no, nessuno ha una posizione così estrema, attenzione, cioè, non c'è una proposta politica di questo tipo per ora in Italia, ma ritengo che le professioni sanitarie, forti di una consapevolezza della efficienza del sistema universalistico, ripeto, pesa meno di metà di quello americano, debbano sforzarsi di rilanciarlo e di farne capire i punti di forza, perché, specialmente in periodi come questo, farsi prendere dallo scoraggiamento, dalla tristezza per tutte le cose che non vanno bene, e ce ne sono anche troppe, è facile. Mentre abbiamo ancora degli elementi di eccellenza, abbiamo delle perle in questo Paese che devono essere valorizzate, altrimenti si butta via, come si dice, il bambino con l'acqua sporca. Abbiamo parlato anche dell'Europa. Noi, finché siamo un paese della Comunità Europea, abbiamo un ruolo che può essere fondamentale. Abbiamo dei presidi d'eccellenza, anche senza andare troppo lontano, Padova, Vicenza, sono presidi d'eccellenza per esempio per le malattie rare, l'oftalmologia, e non ho detto psiconeuro, che non riesco mai a farlo. Io, David Lazzari ogni volta, gli pnei, basta, non dico mai neuro, psico, perché mi ingambero. Dicevo, non possiamo neanche guardare esclusivamente al nostro piccolo particolare. Il nord-est d'Italia ha modificato indelebilmente la cultura della salute e della sanità in Italia. Dove sta scritto che il nord-est Italia, il Veneto, il Friuli, il Trentino, l'Alto Adige e le zone limitrofe non possano cambiare, modificare per sempre la cultura della salute e della sanità in tutta Europa? Dobbiamo necessariamente sentirci inferiori ad altri paesi? Io non credo, perché se guardiamo i dati non lo siamo. Ripeto, si vocifera che la sanità francese pubblica sia la migliore. Però attenzione, l'Italia, diciamolo, è anche molto lunga e comunque la spesa pro capite per la sanità dell'Italia è estremamente inferiore. Quindi se anche a livello di punteggio totale potrebbe essere seconda, a livello di efficienza rischia di essere grandemente la prima, per cui non dobbiamo sentirci inferiori a nessuno, ma portare avanti anche al di fuori dei nostri confini quello che la nostra cultura, quello che i nostri studi, quello che la nostra storia e quello che abbiamo nel nostro territorio ci hanno dato. Ovviamente dobbiamo batterci perché in ciascun contesto in cui operiamo vengano fatte le prove d'efficacia. Le prove d'efficacia sono fondamentali per entrare pleno iure in tutta una serie di partite da cui storicamente siamo stati esclusi. Però, attenzione, i LEA ci sono, il Lorenzin c'è e questa è una cosa tecnica che poi passa sempre un po' in predicato perché è una legge molto tecnica e molto anche noiosa da leggere, ma c'è la legge Gelli. La legge Gelli, che è quella sulla responsabilità professionale, parla di responsabilità professionale, ma negli esoneri dalle responsabilità individua come criterio quello di avere delle pratiche standardizzate, delle pratiche definite. Chi ha interesse si legga alla legge Gelli, abbiamo fatto anche un approfondimento a riguardo. La legge Gelli cade tra i LEA e i Lorenzin, però per la sua natura tecnica è meno discussa, ma è altrettanto fondamentale. Noi possiamo provare l'efficacia della psicoterapia e allora della psicoterapia laddove sia richiesta o degli interventi psicologici, non solo si parla di prove di efficacia della psicoterapia storicamente quando la psicoterapia era l'unica pratica nella sanità prima dei LEA, adesso anche della psicologia. Dobbiamo tutti noi
tutti noi batterci perché vengano fatte, dobbiamo pretendere che i nostri interventi vengano valutati per la loro efficacia. C'era anche la grande questione del fatto che gli psicologi storicamente venivano valutati in un unico calderone con gli psichiatri. Grandissimo rispetto, però capite che non c'era modalità di sapere chi aveva un'efficacia su che cosa. Questo deve essere qualcosa che non può essere solo l'ordine. Io lo dico sempre, l'ordine è un piccolo ente pubblico di secondo livello con 15 colleghi che fanno quello che possono col budget che hanno. La comunità professionale è di 10.000 professionisti in tutto il territorio. L'ordine fa quello che può, ma fondamentalmente può compattare queste 10.000 persone. Se mettiamo anche il Friuli, 12.000, 13.000. Se ci compattiamo culturalmente, ciascuno di noi pretende certe cose, pretende l'efficacia, porta avanti la psicologia come professione in un'idea culturale condivisa, allora diventiamo un carro armato, diventiamo una corazzata, perché siamo in 10.000 o in 13.000, se no siamo 15 consiglieri con un budget tutto sommato ridotto. Per questo queste giornate sono un momento fondamentale. La stessa cosa è per la formazione obbligatoria. Roberto Calvani si è occupato del problema ECM, ECP, FCP, come si dovevano chiamare. La verità è che il Ministero ancora non ci risponde. Ma noi veramente dobbiamo avere la nostra formazione calcolata in crediti? Io ritengo che sia un nostro dovere essere quanto più possibile formati, anche perché come professione sanitaria giovane dobbiamo sempre dimostrare il nostro valore. E oggi abbiamo delle possibilità che non abbiamo mai avuto anche per realizzare l'idea originaria di Tina Anselmi. Io proprio l'altro ieri alla presidenza, alla Camera dei Deputati, alla presentazione della Giornata Nazionale della Psicologia, non ho parlato di tutte le attività, io ho parlato solo di tecnologia. Perché? Dobbiamo essere vicini alle persone? Bene, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha sdoganato, meno di un anno fa, le prestazioni online. Noi abbiamo la possibilità di raggiungere persone direttamente dentro casa loro. Non abbiamo strumenti invasivi, non necessitiamo di portarci dietro macchinari o di avere delle strumentazioni così grosse che uno deve venire da noi in ospedale. Possiamo veramente essere vicini alle persone in qualsiasi momento. E possiamo anche dare una mano alla tecnologia a diventare più umana, più utilizzabile dalle persone. Quindi tecnologia per la psicologia e psicologia per la tecnologia. Ci troviamo paradossalmente a essere quelli che lavorano con lo strumento più rudimentale sulla tecnologia più rudimentale, perché lavoriamo con la parola e con la conoscenza sull'essere umano. Non tocchiamo la tecnologia nella nostra professione, in realtà siamo quelli che più possono andare a lavorare insieme con chi si occupa di computer, microchip e cose avanzatissime, perché comunque sia la tecnologia passa, l'essere umano rimane quello lì e comunque chi deve usare la tecnologia è l'essere umano. Oggi noi, se passiamo l'idea di prevenzione, diagnosi, cura, ma andiamo anche a pensare a una salute diffusa, possiamo essere la professione che va ogni ambito della vita quotidiana. Quindi noi dobbiamo basare la nostra azione sulla fiducia che possiamo dare alle persone e possiamo dare anche ai decisori. Un grosso problema, ed è anche a questo che servono momenti come questo, è che tanti decisori in regione o nello Stato non ci conoscevano. Avevano l'idea dello psicologo un po' stereotipata, legata a barbe, pipe e lettini. Ora, il lettino non lo usano più in tanti e considerando l'anagrafica anche universitaria, barba e pipa sono cose rare. Tu, Roberto, dovresti fartela crescere un po' di più per essere bellamente freudiano e mettere una pipa. Comunque, fondamentalmente dobbiamo creare fiducia, conoscenza. La conoscenza crea fiducia e la consapevolezza di quello che facciamo, ma ripeto con un concetto che ho detto all'inizio, se non sappiamo noi chi siamo e da dove veniamo, non possiamo nemmeno spiegare agli altri chi siamo. La seconda cosa è scienza. Benissimo ogni dibattito sulla scientificità della psicologia. Su internet se ne vede di ogni.
cosa, però in questo momento è fondamentale che sia condiviso almeno il fatto che una componente maggioritaria della psicologia si basa, se non vogliamo definirla al 100% scientifica, si basa sul metodo scientifico. La letteratura maggioritaria in psicologia è scientifica in questo momento. Poi se ci sarà un cambio di paradigma, ben venga. La discussione tra noi è una cosa, ma dobbiamo essere consapevoli che la maggioranza della produzione letteraria in psicologia è di tipo scientifico e come tale dobbiamo essere pronti a presentarla e nel caso a difenderla. Questi due elementi vanno a diventare cultura. Noi dobbiamo fare cultura psicologica. Nel momento in cui abbiamo una cultura condivisa, la dobbiamo portare avanti, la dobbiamo condividere, la dobbiamo portare a ogni livello. In questo modo ci permetteranno di essere vicini alle persone e di realizzare il nostro mandato professionale. Per ultima cosa, ultimissimissima, non commento, chiusa la parte della psicologia, chiusa la parte di chi siamo e dove andiamo e quindi del mio discorso, una piccolissima nota. Mi rifiuto anche solo di commentare qualsiasi idea di un ritorno alla contenzione del malato. Ognuno può dire quello che crede, può fare le proposte, ma nessuno mi troverà mai d'accordo sull'idea di un ritorno pre-Basaglia, perché se guardiamo i dati, le persone che hanno un disagio psicologico grave o una patologia non soltanto sono meno pericolose statisticamente di quelle che non lo hanno, ma statisticamente sono più a rischio di violenza, specialmente da chi è loro vicino. Quindi l'idea di prendere persone più fragili e di rinchiuderle in quanto malate è qualcosa che non mi trova personalmente d'accordo e su cui, finché avrò modo di parlare, dirò sempre che mi trova contrario. Poi questo, ripeto, il discorso sulla comunità professionale l'avevo finito appena prima di questa nota. Questa è una mia personale riflessione a seguito della discussione che abbiamo fatto tutto quest'oggi rispetto alle leggi del 1978.